24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La terra trema ancora. Un'altra scossa di magnitudo 5.1 ha colpito nuovamente l'Emilia-Romagna, mettendo in allarme tutto il nord Italia, da Venezia a Milano, da Bolzano a Bologna. Nessun ferito fortunatamente, ma ulteriori danni si sono registrati al patrimonio artistico con il crollo della Torre di Novi di Modena, già debole sotto i precedenti terremoti. A 2 settimane dalla prima scossa, nel giorno del lutto nazionale, i numeri si faticano a contare. 17 morti, 350 feriti e 15.000 sfollati, con un'economia padana in ginocchio, ma con una popolazione che non si arrende, pronta a ricominciare. Il 20 maggio scorso il nord Italia venne svegliato nel cuore della notte con una prima scossa di magnitudo 5.9 e la gente si riversa nelle strade. Subito arrivano i soccorsi, iniziano le prime verifiche alle abitazioni. I danni sono evidenti nei paesi di Sant'Agostino, San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Bondeno. Sin dal primo momento i sismologi avevano affermato che si sarebbero potute verificare ulteriori scosse anche di livello oltre il grado 5 della scala Richter. Infatti, dopo appena 9 giorni, la terra è tornata a tremare con un'intensità di poco inferiore alla prima forte scossa. Di magnitudo 5.8 è il terremoto delle 9.03 del 29 maggio, seguito da altri 2 molto forti alle 12.55 e alle 13 dello stesso giorno, con epicentro a Mirandola nel Modenese, causando il crollo di fabbriche e capannoni. La causa di questo sisma è lo spostamento di faglie nel sottosuolo, con l'avvicinamento della placca africana a quella euroasiatica, aumentando la concentrazione di energia nella zona della pianura padana, nella quale continuano inesorabili le scosse di assestamento. La crisi non ha ancora toccato il fondo. A Venezia le cose vanno di male in peggio. Gli ultimi dati dell'Osservatorio regionale sul lavoro confermano un ulteriore peggioramento della crisi, che dal 2008 ha tagliato 13.500 posti di lavoro in provincia di Venezia, dove, secondo una stima della CGIL di Mestre, il tasso di disoccupazione è salito al 6,7% rispetto alla media regionale del 6,3%. Nei primi 4 mesi di quest'anno sono aumentate infatti le procedure di crisi con il ricorso alla CIGS, con 2.252.000 ore autorizzate, rispetto al 1.894.000 dello stesso periodo dello scorso anno, e alla cassa integrazione ordinaria, con 1.606.000 ore a fronte di 1.268.000 del 2011, e alla cassa integrazione in deroga, dal 1.243.000 ore nei primi 4 mesi del 2011 al 1.565.000 ore del 2012. Nel secondo semestre del 2011 l'analisi dei rendimenti delle abitazioni nelle principali città italiane ha confermato la stabilità del trend degli anni precedenti. Il rendimento annuo lordo nelle grandi città italiane si è attestato infatti attorno al 3,9%. L'ufficio studi di Tecnocasa ha messo a confronto le dinamiche di crescita delle quotazioni degli immobili, dei canoni di locazione e dei rendimenti nel periodo che va dagli inizi del 2002 fino al secondo semestre del 2011. La curva dei prezzi è stata calcolata facendo riferimento alle variazioni dei prezzi degli immobili per quanto riguarda il compravenduto della tipologia medio usato. L'andamento delle variazioni dei canoni di locazione nel tempo è stato elaborato sul bilocale. Le zone centrali mediamente rendono il 3,7% annuo lordo, quelle semicentrali il 3,8% e quelle periferiche il 4%. Tra le grandi città, quelle che hanno il rendimento annuo lordo da locazione più elevato sono Verona con il 4,8% e Palermo con il 4,7%. Anni di discussioni per realizzarla e ora che è stata finalmente inaugurata continua a scatenare molte polemiche. Si tratta della nuova bretella stradale che collega la curva Boston della tangenziale di Padova alla provinciale dei Colli nel comune di Selvazzano Dentro. Le finalità che hanno portato alla realizzazione di questa nuova strada sono certamente importanti per alleviare il traffico che quotidianamente intasa l'accesso a Padova dalla zona dei Colli. In molti hanno esultato lo scorso 28 maggio quando è stato tagliato il nastro che apriva ufficialmente la nuova via, ma dopo pochi giorni sono riprese le polemiche. Diversi punti che sono stati contestati alla nuova opera, in primis la pericolosità della nuova viabilità che interessa la curva Boston. Per chi proviene da Padova Sud ora si trova la tangenziale ridotta a una corsia.
Infatti le due corsie classiche della tangenziale sono ora divise. Una incanala il traffico verso la nuova bretella e l'altra prosegue seguendo il classico percorso verso Corso Australia. È evaso dagli arresti domiciliari e aggredito l'ex moglie. Per questo un bosniaco di 48 anni residente a Caule nel veneziano è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, operaio edile, era obbligato dalla magistratura veneziana agli arresti domiciliari nella casa del fratello, in seguito a vari episodi di maltrattamento alla moglie, anche dopo che a suo carico era stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Il bosniaco ha disatteso l'ordinanza e ha raggiunto a San Stino di Livenza la casa dell'ex moglie, aggredendola. I militari dell'Arma sono arrivati mentre l'uomo si stava accanendo sulla donna, picchiandola e strattonandola per i capelli alla presenza della figlia minore. Economia a mano armata, niente tagli alla difesa, pronti 10 miliardi di euro nei prossimi anni per 90 cacciabombardieri e 1,4 miliardi per le missioni di pace. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.